Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Banda di minorenni in manette a Niscemi sono accusati di una rapina violenta in un appartamento del comune in provincia di Caltanissetta, tra loro anche un 14enne. A Palermo, operazione anti-assenteismo della Digos, i furbetti del cartellino stavolta sono stati scoperti alla Reset, partecipata del comune che si occupa di verde pubblico. Associazioni, commercianti e imprenditori scettici sul piano sicurezza per Palermo dopo la visita del ministro Piantedosi. Vanno bene i poliziotti in più, ma ci vuole maggiore controllo del territorio. Ad Agrigento, l'azienda sanitaria provinciale è condannata a maxi risarcimento da 2 milioni di euro per la morte di una donna di 46 anni, avvenuta nel 2020 all'ospedale San Giovanni di Dio. Social vietati ai minori di 16 anni. Anche l'Italia si muove in questa direzione. Ecco cosa ne pensano i catanesi. Breve pit stop dell'estate con piogge temporali su gran parte dell'isola per la giornata di oggi. Da domani torna l'alta pressione e nel fine settimana arriva l'anticiclone africano. 70 anni di carriera e oltre 150 film. Il maestro Giancarlo Giannini si racconta a Sicilia 24. Per il calcio, nelle prossime ore il Catania scioglierà il nodo del tecnico e poi ancora le prime decisioni sul mercato. Per la panchina ancora Fabio Caserta resta tra i favoriti per il dopo toscano. E allora, eccoci pronti per il nostro telegiornale delle 14. Cominciamo con la cronaca. Una banda di baby criminali in manette sono stati catturati, sono stati fermati e sono accusati di rapina aggravata, lesioni personali e danneggiamento. Il servizio è di Gerry Italia. Una notte di paura trasformata in un'indagine serrata, culminata poi in 3 arresti, è quella vissuta da un uomo di Niscemi e dal padre ultranovantenne, vittime di una violenta irruzione nella propria abitazione. I fatti risalgono alla notte del 17 maggio scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, 3 giovani si sarebbero introdotti all'interno della casa dopo aver forzato l'accesso. Una volta dentro avrebbero minacciato e aggredito il proprietario per poi impossessarsi di denaro contante, documenti, un telefono cellulare e diversi effetti personali. Un episodio che ha fatto scattare immediatamente le indagini dei carabinieri della stazione di Niscemi, coordinate dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Caltanissetta. Gli accertamenti hanno portato all'identificazione di 3 minorenni, 2 ragazzi di 16 anni e un 14enne. Per loro è scattata una misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni. A carico dei 2 sedicenni inoltre sarebbero emersi ulteriori elementi relativi a un tentato furto aggravato in abitazione. Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona, le testimonianze delle persone offese, le individuazioni fotografiche e altri accertamenti di polizia giudiziaria. Un lavoro investigativo che, secondo gli inquirenti, avrebbe consentito di raccogliere gravi e concordanti indizi nei confronti dei 3 giovani destinatari del provvedimento. L'inchiesta adesso prosegue per chiarire ogni dettaglio della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Ancora cronaca, un'operazione anti-assenteismo della Digos di Palermo. Stavolta i furbetti del cartellino sono stati scoperti alla Reset, società partecipata del comune di Palermo che si occupa di verde pubblico ma anche di spazzatura delle strade. Il servizio è di Maglio Viola. Timbrava il cartellino, attestava di essere presente in servizio, poi prendeva l'auto destinata proprio al servizio esterno e andava ad occuparsi delle proprie faccende personali. Protagonista un caposquadra della Reset, la partecipata del comune di Palermo, che ha in carico lo spazzamento della città, la cura del verde, le potature ed altre attività di questa natura. In assenza del controllo del caposquadra, che andava a farsi i fatti suoi, gli altri dipendenti non erano da meno. Firmavano la presenza o timbravano il cartellino, poi andavano via, contando sull'assenza di controlli, visto che le attività si svolgono tutte in giro per la città. Sono 9 i dipendenti della Reset finiti nel mirino della Digos di Palermo, che al culmine di un'indagine durata qualche mese oggi ha notificato un'ordinanza di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono tutti accusati di truffa aggravata in concorso e peculato per effetto dell'assenteismo. Le false attestazioni di presenza in servizio funzionavano grazie anche all'accordo con colleghi compiacenti. Nei confronti del caposquadra, che è anche un rappresentante sindacale e aziendale, è scattato anche un avviso di garanzia, mentre si stanno vagliando le posizioni di altri dipendenti.
E restiamo a Palermo con le reazioni di associazioni di commercianti, di imprenditori il giorno dopo la visita in città e la partecipazione al Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico in prefettura del Ministro dell'Interno Piantedosi. C'è molto scetticismo su questo piano di sicurezza che è stato varato ieri per l'appunto. Dicono ai nostri microfoni vanno bene i poliziotti in più, ma ci vuole maggiore tutela e maggiore controllo del territorio. Sentiamo il servizio di Marco Gullà. L'arrivo ieri di Piantedosi credo abbia scontentato un po' tutti, ha scontentato le sigle sindacali e tante altre. Nel day after la visita del ministro Matteo Piantedosi, il paradigma che associa commercianti, associazioni e residenti è quello dell'insoddisfazione. Per fronteggiare il fenomeno della criminalità a Palermo, in arrivo ci sono 90 nuovi poliziotti, altre telecamere e 5 milioni di euro per assunzioni a tempo determinato di agenti locali. Anche quello che ha promesso, che ha detto che farà, ci sembra tutto così, come dire, nebuloso. Il fatto che si mandino 90 uomini delle forze dell'ordine qui, sì certo è un aiuto, non c'è dubbio che sia un aiuto, ma non è questo il punto, è là come si affrontano le cose che cambia veramente. Le istituzioni non lo sanno, non capiscono quale sia il gesto di fare, di denunciare e cosa comporta nel futuro rimanere soli tra l'indifferenza, tra l'omertà, tra la disperazione. Ieri il ministro dell'Interno, nella sua intervista a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura, aveva lanciato un appello ai commercianti palermitani: denunciate perché lo Stato è presente. Ma al ministro ha risposto l'imprenditore Tommaso Dragotto, sotto scorta dopo gli attentati incendiari alla sua azienda. Senza sicurezza, dice Dragotto, e senza tutele, per gli imprenditori diventa difficile denunciare. Le denunce aumentano quando c'è la sensazione che il territorio è salvaguardato. E adesso la sentenza, una sentenza legata ad un presunto caso di mala sanità, una sentenza che pesa come un macigno. Il Tribunale di Agrigento ha condannato l'ASP provinciale a risarcire con quasi 2 milioni di euro i familiari di una donna di 46 anni morta, pensate, nel 2020 all'ospedale San Giovanni di Dio. Davide Sardo. Quasi 2 milioni di euro per una morte che, secondo il Tribunale di Agrigento, poteva essere evitata. E la somma che l'ASP, l'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, dovrà versare ai familiari di una donna di 46 anni deceduta nell'ottobre del 2020 all'ospedale San Giovanni di Dio. La sentenza accoglie le richieste avanzate all'avvocato Giuseppe Zucchetto e individua nella gestione del caso clinico la causa del tragico epilogo. La paziente si era presentata al pronto soccorso con forti dolori addominali. Gli accertamenti indicavano una grave occlusione intestinale, ma secondo quanto ricostruito dai giudici non venne formulata in tempo la corretta diagnosi e non fu eseguito l'intervento chirurgico urgente necessario. Le sue condizioni peggiorano fino allo shock settico che ne provocò il decesso. Determinanti le conclusioni dei consulenti nominati dal Tribunale: se la donna fosse stata operata tempestivamente avrebbe avuto concrete possibilità di sopravvivere. Per i giudici la morte è conseguenza diretta di errori e ritardi nell'assistenza sanitaria. Da qui la condanna dell'ASP al risarcimento di oltre 1.960.000 euro, oltre alle spese processuali. A Catania una donna è stata denunciata dalla polizia per furto in 2 gioiellerie della città, fingendosi di essere una normale cliente. Stiamo vedendo per l'appunto dei fotogrammi. Ha approfittato di un momento di distrazione dei commessi e si è impossessata di 2 bracciali d'oro e diamanti del valore di più di 10.000 euro. Dopo le denunce dei titolari e l'analisi delle immagini di videosorveglianza, come abbiamo visto, gli agenti l'hanno identificata, denunciata per furto aggravato. E adesso voltiamo pagina. Il premier britannico Starmer ha annunciato il divieto di utilizzo dei social per i minori di 16 anni, una decisione che pone la Gran Bretagna all'avanguardia sul tema della protezione dei minori online. L'Italia pensa di fare altrettanto, come sta avvenendo anche in altri paesi. E adesso abbiamo chiesto che cosa ne pensano di questa nuova regola, l'utilizzo dunque, la regolamentazione dell'uso dei social ai minori di anni 16 ai catanesi. Simona Mazzone. Vietare l'uso dei social ai minori di 16 anni? Sì. Perché?
È perché gli altri sono più avanti di noi, già l'hanno fatto gli inglesi. Imminente in Gran Bretagna il divieto di utilizzo dei social per tutti i minori di 16 anni. Londra pronta a seguire l'esempio dell'Australia. Se ne discute anche in Canada e in Francia. L'Italia si adeguerà. I catanesi propendono per il sì. D'accordissimo, certo. Favorevole. Per me sì. Sì o no? No. Secondo un'indagine Eurispes, i social spesso sono strumenti che amplificano comportamenti devianti, disumanizzando le vittime, normalizzando condotte violente e abusanti. Danno molto la testa, si scoprono trend stupidi, fanno bravate, insomma per un po' di viralità non ha senso. Potrebbero essere utili se saputi utilizzare bene. Li stanno mangiando un cervello questi social, non hanno più spontaneità. Danno comunque un messaggio sbagliato. Un problema quello della perpetua viralità che si pone anche tra i banchi di scuola, seppure i cellulari sono vietati. A scuola noto che i ragazzi sono completamente assenti, assorbiti da questo sistema, però è un discorso un po' più ampio perché forse li dovremmo evitare di più anche noi adulti. Fatta la legge, trovato l'inganno, il divieto si può sicuramente aggirare, mentendo sull'età come già accade. Succede e continuerà a succedere assolutamente. Qui diventa fondamentale il ruolo delle famiglie. Meglio vietarlo e poi sono in primis i genitori che dovrebbero vietarlo. Come impedire l'uso e l'abuso dei social ai minorenni? Io metterei tutto invece a pagamento, anche WhatsApp. Così ci finiscono di ir avanti, mandando messaggi a camurria, tutto a pagamento. Dal caso del ragazzo di Furcisicolo bullizzato pesantemente durante una gita scolastica, l'esigenza di agire uniti contro il fenomeno che dilaga sconfinando nei social. Si parlerà di questo nell'appuntamento di oggi con Sicilia 24 Focus, ospiti di Roberta Lunghi e la dottoressa Santina Caffo, vicecomandante della Polizia Locale di Mister Bianco, l'avvocato Concetta Latorre, legale della famiglia del giovane vittima di bullismo, e Don Ugo Di Marzo, che è il parroco della comunità pastorale Roccella Sperone. La trasmissione, lo ricordiamo, è in diretta su Telecolor a partire dalle 14:30 e in streaming su siciliaweb.it. Le vostre domande, come sempre, al 342 745 5005. E adesso invece torniamo ad occuparci dell'incendio di Marsala avvenuto di un'azienda, la Sarco, dove ha bruciato un po' di tutto. Adesso c'è un'ordinanza del sindaco ai cittadini e chiede ai cittadini di tenere chiuse porte, finestre e di disattivare anche gli impianti di climatizzazione. Sentiamo proprio il primo cittadino di Marsala. È un incendio che ha dato fuoco a, del materiale che è sottoposto in questo momento a indagini, che ha comportato l'assunzione per questo nostro ente di una un'ordinanza che prevede in funzione precauzionale alcune misure di salvaguardia nel raggio di 2 chilometri rispetto al luogo in cui è avvenuto l'incendio. Abbiamo provveduto ad spostare 37 cani del canile che è in prossimità rispetto al luogo dell'incendio, grazie alla disponibilità anche dei volontari, delle associazioni e sulla scorta delle indicazioni della direttrice sanitaria. Stiamo valutando momento per momento, attraverso un tavolo anche della prefettura, eventuali mitigazioni rispetto alle proposte precauzionali, alle disposizioni precauzionali che abbiamo già fatte e in relazione con la collaborazione sia dell'ARPA che dell'ASP che dei Vigili del Fuoco, ripeto, sotto il coordinamento della prefettura stessa. E resta ancora irrespirabile l'aria attorno al polo petrolchimico del Siracusano. Questa sera a Priolo Gargallo le mamme scenderanno in piazza per dire basta ai miasmi, tanti casi di tumore e in questi giorni molti disturbi respiratori legati anche a forti odori di idrocarburi. Intanto giovedì è previsto un tavolo in prefettura. Facciamo il punto con questo servizio di Francesco Aloi. Lo hanno fatto ieri, lo faranno anche questa sera. Alle 19 le mamme di Priolo Gargallo torneranno in strada per dire basta. Basta ai miasmi delle raffinerie.
I forti odori di idrocarburi hanno ormai preso la residenza tra Priolo, Meliglia, Augusta e la zona nord di Siracusa. Le segnalazioni sulla apnose aumentano di ora in ora, ma nulla. Nonostante i controlli, la situazione non cambia. Intanto giovedì dovrebbe esserci un vertice in prefettura con i sindaci dell'area ed ARPA. Adesso aspettiamo di vedere le notizie che ci portino a rasserenare i cittadini di Priolo che non ce la fanno più a respirare veleno da mattina alla sera. Negli ultimi giorni, soprattutto a Priolo, c'è chi sta avvertendo bruciore agli occhi, con tosse e difficoltà respiratorie. La base di questo discorso, di questa risposta esagerata, diciamo così, dell'organismo a questi miasmi è data da quella che si chiama in termine medico la reattività bronchiale. Significa la sensibilità che hanno i nostri bronchi di rispondere cercando di difendersi e di conseguenza di restringersi, di ostruirsi. Nonostante l'aria respirabile sia uguale per tutti, c'è chi non ha nessun sintomo. Certamente è più sensibile un paziente asmatico, un paziente bronchitico cronico, un paziente allergico. Si è avvalsa e siamo alle agenzie della facoltà di non rispondere. Il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gallo afflitto, comparso stamane davanti al GIP di Caltanissetta per l'interrogatorio preventivo nell'ambito dell'inchiesta per presunti casi di corruzione al centro di formazione CEFPAS. Per lui la procura ha chiesto l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. I carabinieri hanno denunciato un 54enne catanese per una truffa aggravata ai danni di una donna di 52 anni. La vittima era stata contattata da falsi interlocutori che, fingendosi la figlia coinvolta in un grave incidente, un appartenente alle forze dell'ordine, un avvocato, l'avevano convinta poi a consegnare 4.000 euro e gioielli per evitare l'arresto della figlia. Grazie all'analisi delle immagini che stiamo per l'appunto vedendo di videosorveglianza e anche alle verifiche sull'auto utilizzata dal truffatore, i militari sono risaliti al presunto responsabile, poi riconosciuto sia dalle riprese sia dalla stessa vittima. E adesso ci fermiamo, c'è una breve sosta, ci ritroviamo fra pochissimo con le altre notizie della giornata. Eccoci di nuovo insieme a Sicilia 24, torniamo alle agenzie. La Aurora 2, che è la nuova nave veloce della ONG tedesca Sea-Watch, questa mattina ha soccorso 40 persone, tra le quali vi sono anche 2 bambini. Tutti viaggiavano a bordo di un gommone in difficoltà che si trovava nel Mediterraneo centrale, nelle vicinanze delle acque di Lampedusa. Le persone, rende noto ancora la Sea-Watch, sono state sbarcate in sicurezza proprio a Lampedusa. E adesso invece ci occupiamo di meteo, allerta gialla oggi in quasi tutta la Sicilia, dove sono previste, diciamo a macchia di leopardo, piogge e temporali. Si tratta comunque di una breve parentesi. Nel fine settimana arriva l'anticiclone africano e facciamo il punto nel servizio di Emanuela Corsi. Sorpresa amara questa mattina in Sicilia, dove dopo giorni di sole caldo estivo il cielo si presenta così. La Protezione Civile ha diramato per 24 ore l'allerta gialla su gran parte dell'isola per rovesci e temporali, soprattutto nelle aree centro-settentrionali e interne. Le province interessate dal maltempo sono Palermo, Messina, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Catania. Va meglio nel siracusano e ragusano, dove non sono previsti fenomeni. Dopo la stabilità dei giorni scorsi, un lieve disturbo in quota caratterizzato da aria un po' più umida e fresca proveniente dal Mediterraneo occidentale andrà a interessare la Sicilia, determinando dell'instabilità nel corso delle ore pomeridiane, quando sui monti dell'entroterra si svilupperanno degli annullamenti cumuliformi che daranno origine a qualche pioggia e anche a qualche isolato temporale. Nel corso poi della serata il tempo andrà rapidamente a migliorare con il ritorno a un cielo sereno o poco nuvoloso. I fenomeni riguarderanno soltanto la giornata di oggi. Da domani il sole tornerà a splendere su tutta la regione, mentre il vero cambiamento arriverà nel fine settimana con l'arrivo dell'anticiclone africano sul Mediterraneo, che porterà caldo intenso ma che toccherà la Sicilia marginalmente. Nulla a che vedere appunto con il caldo che invece andrà a interessare gran parte dell'Europa, dove pensate che in Francia si supereranno anche i 40 gradi.
Un tesoro archeologico sommerso risalente all'antica Roma è stato recuperato dai carabinieri nei fondali di Lampedusa. Portati alla luce 52 reperti che giacevano nascosti a profondità ridotte tra i 3 e i 10 metri. Grazie anche al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Palermo, i subacquei di Messina e una delle motovedette in forza all'isola ha avvistate altre tracce sotto la sabbia riconducibili a nuovi possibili reperti che saranno oggetto di prossime ispezioni. E adesso siamo alla pagina degli spettacoli, perché anche il maestro Giancarlo Giannini è stato tra i premiati al Mare Festival di Saline. Si è raccontato al nostro telegiornale, al microfono di Eva Spampinato. Io dovevo andare a lavorare, ho studiato a Napoli, all'Alessandro Volta, insegnante per esempio di fisica. Era stato il compagno di banco di Enrico Fermi, pensa un po'. Voleva lavorare nell'elettronica, ma alla fine con i suoi oltre 150 film in 60 anni di carriera è diventato uno degli attori più rappresentativi del cinema italiano. La sua voce intensa, profonda, ha conquistato anche il pubblico internazionale, doppiando miti come Al Pacino e Jack Nicholson. E oggi però l'elettronica è entrata a gamba tesa nella nostra vita. Non bisogna aver paura dell'intelligenza artificiale, non facciamoci spaventare, anzi trattiamola bene e digli sì carina con me, non mi prendere in giro, se no chiudo il telefonino e non mi parli più. Al Mare Festival di Saline è arrivato per Giancarlo Giannini un nuovo riconoscimento che celebra il suo talento e il contributo dato al cinema e alla cultura italiana. La Sicilia, ancora prima di Troisi, io ho il legame perché qui l'ho esplorata bene 3 mesi, come ho raccontato prima, per fare il metallurgico, io sapevo poco. Per esempio anche qua sembra di stare in paradiso, vedi? Boh, se i russi attaccano la Lombardia, che ce ne fotte a noi? Prima che ci arrivi la bomba qui, ce ne vuole, no? Suo ricordo legato a Massimo Troisi. Abbiamo avuto questa cena a parlare a Cannes durante una premiazione sua e mia. Lui mi disse: io ti invidio. A me invidi. Perché? Ma perché tu fai tanti personaggi di tutti i colori, parli un sacco di dialetti, ti vesti, cambi, camminata e cose, e io devo sempre fare lo stesso personaggio, diceva lui. Gli ho detto: ma io vorrei essere nato come te. D'altronde, l'hai visto i film di Chaplin? Ho detto, lui ha sempre fatto tutti i suoi personaggi allo stesso modo, un bastoncino, un cappello in testa. Allora, quindi tu sei il nostro Chaplin italiano. Una breve sosta ancora e poi la pagina sportiva. E adesso siamo allo sport. In Casa Catania prosegue il lavoro di pianificazione della nuova stagione. Primi tasselli, come ricordato in questi giorni, sono sicuramente la nomina del direttore sportivo, che già comunque sta lavorando in sede, e l'individuazione del tecnico che condurrà i rossazzurri in panchina per la prossima stagione. Il nome sempre più caldo è quello di Fabio Casetta, ma ci sono anche movimenti che riguardano i prestiti, e vediamo come allora vanno le cose in questo servizio di Tonino De Mana. È la settimana delle decisioni, delle scelte, che poi saranno fondamentali per la nuova stagione del Catania. Le prime tessere del mosaico stanno per essere piazzate, con i nomi del DS Varra dal 1 luglio e del tecnico Caserta, anche se su quest'ultimo il prolungarsi dei tempi d'attesa rischia di raffreddare la trattativa. Per Caserta il condizionale d'obbligo si tratterebbe di un ritorno, con il vantaggio di conoscere bene la piazza, avendola vissuta da calciatore. Caserta attende un cenno per liberarsi dall'Empoli, ma nelle ultime ore sono in forte rialzo le quotazioni di De Giorgio, tanto da poter ipotizzare un possibile ballottaggio. E sono giorni importanti per quanto riguarda i riscatti. Il Catania ha deciso di non esercitare il diritto di opzione per Simone Pieraccini, con il difensore che farà rientro al Cesena per fine prestito. Stesso discorso vale per D'Ausilio, che ha un contratto fino al giugno 2028 con l'Avellino e valuterà il suo futuro direttamente con la società irpina. Diversa la situazione di Forte, che ha l'accordo con il club etneo fino al 2027, rimane rossazzurro dopo i 9 gol e 3 assist dell'ultima stagione, per un attacco che allo stato attuale ha la voce centravanti
Uniti. Vede forte Caturana e Leonardi. In entrata non è un mistero. Il club rosso-azzurro avrebbe messo gli occhi su Parigi, classe 96, autore di una stagione brillante a Latina, dove ha messo a referto ben 17 reti. Su arrivi ed eventuali partenze deciderà comunque il nuovo allenatore. Da qui l'esigenza di stringere i tempi per pianificare il mercato e costruire il nuovo Catania, che dovrà necessariamente dare l'assalto alla Serie B, già scappata di mano nelle ultime 2 deludenti stagioni. La pallanuoto femminile, l'Equipe Orizzonte è in finale scudetto, dove troverà ancora una volta la SIS Roma. Le rossazzurre hanno ottenuto il punto decisivo per il 2-0 che serviva nella gara 2 con Rapallo in semifinale, vincendo 15-9 in casa della formazione ligure. Ora c'è ancora l'ennesima sfida con le capitoline per dare l'assalto a quello che è l'ennesimo titolo italiano da mettere in bacheca. Ci fermiamo qui con Sicilia 24, grazie per essere stati con noi. Il prossimo telegiornale su Telecolor alle 19, fra poco c'è Sicilia 24 Focus con Roberto Lunghi. Auguro a tutti voi la buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.